Oggi viene finalmente riaperta la torre alla visita della cittadinanza con la collaborazione nostra e col Comune di Venezia e quindi cominciamo una presenza fissa della Pro Loco in questa sede. Dopo i lavori di ripristino, la Torre di Mestre apre nuovamente alla città con un cambio di rotta rispetto al passato. Si è voluto dare una valorizzazione storica a quello che è l'elemento storico-culturale della nostra città, a partire dal fatto che diamo definitiva collocazione del plastico che io ringrazio ancora il Centro Studi Storici, perché era in una collocazione in municipio di Mestre secondo me non naturale. Invece oggi, ripartendo dal plastico che ricostruisce il borgo di Mestre con alcuni reperti che ringrazio i nostri uffici assieme alla sovrintendenza e assieme alla Pro Loco di Mestre, danno un senso all'aspetto storico e culturale. Abbiamo ritenuto di dare la giusta, l'adeguata evidenza a questo monumento, ma soprattutto di metterlo a disposizione della cittadinanza tutta, dei giovani, delle scuole, perché lavoreremo molto con le scuole la mattina, e particolare non indifferente a disposizione dei turisti, perché ci è capitato tantissime volte di vedere i turisti in questa parte della città curiosare ed essere molto intenti a salire e non poterlo fare per ovvie ragioni perché era chiusa, e quindi soddisfare questa curiosità allestendo una serie di pannelli informativi. Le attività saranno gestite dalla nuova Pro Loco, cosa poco gradita al presidente della municipalità. Veniamo a sapere per vie traverse, perché non è stata una roba in cui siamo stati coinvolti, che la torre che gestivamo noi con quello che vi ho detto viene data ad un'associazione privata, lodevole per quanto si deve, a canone zero, va bene, che dovrà fare delle attività culturali. Questo ci sembra paradossale, venga tolta alla municipalità, che è un'istituzione dei cittadini, che faceva lo stesso attività culturale, per darla a un'altra associazione. Per quanto meritevole, non è una maniera di fare cultura. Ma l'assessore Boraso spiega. È una proposta che è arrivata, l'abbiamo ritenuta meritevole, perché per fare le cose ci vogliono anche le persone e per accompagnare dei ragazzi che vogliono visitare una struttura ci vogliono anche dei volontari. Credo che il principio di sussidiarietà, di cui molti si riempiono la bocca, poi bisogna anche realizzarli, questo è un vero principio di sussidiarietà.